Allora, siamo con il dottor Francesco Renne, docente QO e coordinatore tematico dell'Osservatorio Legislazione e Mercati. Ecco, quest'anno l'Osservatorio e diciamo QO Finance hanno organizzato il secondo panel. Il tema è la matrice della trasparenza in particolare, giusto? Sì, corretto. È la seconda iniziativa che come osservatorio organizziamo, che si basa ovviamente per cercare di portare ai mercati, quindi al mondo delle banche, al mondo delle imprese, al mondo delle professioni, le iniziative di studio e di ricerca che fa l'osservatorio. Il secondo panel ha come titolo La matrice della trasparenza, che è un titolo abbastanza impegnativo e che sostanzialmente vuol cercare di manifestare come dei comportamenti corretti che rispettino una legislazione efficiente e permettono di generare valore. E questa è un'affermazione particolare che vuol dire sostanzialmente che un mercato efficiente genera valore se vi è legislazione efficiente e se vi sono comportamenti corretti. Quindi non è mai solo colpa del legislatore che a volte fa leggi inefficienti, non è solo colpa degli operatori, degli attori del mercato che a volte disattendono la parte regolamentare, ma bisogna trovare un connubio tra le due cose per generare valore. E questo è un po' il leitmotiv del secondo panel, che poi si svilupperà in tre tavole rotonde sulle normative che tra le altre sono più significative nel concetto della compliance, per cui la nuova normativa sulla MiFID, a cui si dedicherà una sessione intera la prima mattina del venerdì del 26 di ottobre. Al pomeriggio vi sarà una sessione, una tavola rotonda dedicata all'informativa di bilancio, intesa non solo come numeri in sé, ma proprio come rappresentazione della situazione delle aziende nel rapporto banca-impresa, e il sabato mattina, al 27, un'ultima tavola rotonda sulla legge 231, cioè sulla responsabilità legale delle imprese. E questi tre blocchi di norme, questi complessi normativi, generano ovviamente una doppia rilevanza nell'attività dell'osservatorio. La prima sono normative in costante evoluzione che generano forti ricadute organizzative da parte degli attori, e la seconda è che sono tutti e tre ambiti in cui è possibile individuare e proporre delle soluzioni legislative più efficienti. È un po' il concetto del ponte tra legislatore e mercati che l'osservatorio si propone di svolgere, insomma.